ringraziando tutti gli intervenuti e ringraziando in particolare i nostri i relatori, professor Marco Giacomelli e professor Andrea Scella e la dottoressa Luana De Francesco che concluderà i lavori. Dopo di me ci saranno i saluti della professoressa Elena Orlando, della dottoressa De Francisco in sostituzione del dottor Degano e dell'avvocato Giorgia Amodio per l'Ordine degli Avvocati, quale consigliere dello stesso. Due parole soltanto. Francesco Carnelutti è, diciamo, il giurista, docente e professionista avvocato della giustizia nel diritto. Questa idea fu l'idea base e illuminante di tutta la sua opera ed in questa prospettiva con Giuseppe Capograssi ed altri fondò l'Unione Giuristi Cattolici Italiani nell'immediato dopoguerra, quale reazione, proprio in una prospettiva di giustizia nel diritto, alle aberrazioni giuridiche del nazismo e del fascismo. Non aggiungo null'altro e cedo la parola alla professoressa D'Orlando. Ringrazio il notaio Amodio e per il suo tramite l'Unione Giuristi Cattolici che assieme al Dipartimento di Scienze Giuridiche e agli altri partner che trovate indicati in locandina ha ideato ormai 3 anni or sono, facevo il calcolo proprio oggi, questo ciclo di incontri sui grandi interpreti della tradizione giuridica del Friuli Venezia Giulia. E lo dico soprattutto a beneficio dei nuovi partner di oggi, l'Ordine dei Giornalisti, che saluto e che mi fa molto piacere si siano uniti a noi per questa circostanza. È un ciclo di incontri a cui noi teniamo molto perché riteniamo che nonostante la, potremmo dire, diaspora che ha caratterizzato per l'appunto grandi interpreti della tradizione giuridica del nostro territorio, dovuta anche a situazioni di fatto contingenti, cioè al fatto che storicamente nella nostra regione le università, le istituzioni di alta cultura hanno una genesi relativamente recente rispetto ad altri atenei che troviamo nel territorio italiano, presso i quali appunto questi grandi interpreti hanno trovato sede di insegnamento e di ricerca. Però dicevo, nonostante si siano dispersi storicamente e geograficamente, per noi era importante tentare di tessere un filo conduttore che li unisse un po' tutti per fare capire come la nostra terra abbia dato un apporto notevole in termini qualitativi alla crescita del diritto e del pensiero giuridico. Ormai abbiamo fatto 7 incontri, se non erro, questo probabilmente è l'8º, e riguarda una figura che, come anticipava il notaio Amodio, per l'Unione Giuristi Cattolici è particolarmente significativa, perché Francesco Carnelutti è il cofondatore dell'Unione Giuristi Cattolici. Un giurista, tra l'altro, potremmo dire a tutto tondo. Il notaio Amodio ricordava la giustizia nel diritto come significato più alto di questo atto fondativo dell'Unione Giuristi Cattolici. Noi nel nostro Dipartimento di Scienze Giuridiche abbiamo un progetto di ricerca dipartimentale che abbiamo chiamato per l'appunto la giustizia nel diritto. E questo per dire che questi sono temi e sono valori che non hanno tempo e che mantengono una loro intatta attualità. Dicevo, Francesco Carnelutti è un giurista a tutto tondo che, perlomeno per l'idea che personalmente mi sono fatta, è un giurista raro, perché in lui troviamo una concezione del diritto che è innanzitutto attività di ricerca, attività didattica, quindi attività accademica, ma è anche pratica del diritto da avvocato
e pratica del diritto anche nelle istituzioni e per le istituzioni. Quindi in questo senso un'idea di diritto alta e al servizio della società nelle sue diverse manifestazioni. Ringrazio i colleghi Andrea Scella, processual penalista, e Marco Giacomelli, processual civilista, che sono afferenti al nostro Dipartimento e che hanno dato la loro disponibilità a ricordare la figura di Francesco Carnelutti in questa sede, e ringrazio Luana De Francisco per l'Ordine dei giornalisti, che porterà pure il suo contributo. Ringrazio tutti i presenti e quindi cedo la parola al rappresentante del Consiglio dell'Ordine. Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Vi porto i saluti della Presidente del Consiglio dell'Ordine, Avvocata Raffaella Sartori, che non è potuta intervenire per impegni istituzionali, e porto anche i saluti del Consiglio dell'Ordine tutto. Qui per noi oggi è una giornata di studio molto importante, perché Carnelutti, come è stato ricordato, è un nostro cofondatore dell'Unione Giuristi Cattolici. Io chiaramente sono una giurista cattolica, ma è importante anche per ricordare ai nostri iscritti avvocati l'importanza di avere dei padri di questa levatura, e diciamo l'importanza di ricordare che nella formazione che noi a cui noi dobbiamo ottemperare, dobbiamo ricordare anche che personaggi di questa levatura ci rendono responsabili in modo particolare. E quindi l'Ordine degli Avvocati spera che iniziative come queste continuino a ripetersi per proprio la formazione dei propri iscritti. Buonasera a tutti. Allora inizio così un pochino a coordinare questo seminario con pochissime annotazioni, non sono un relatore. Come bene ha ricordato la professoressa D'Orlando, è l'ottava figura che andiamo a ricordare, e voglio far risuonare i nomi di questi giuristi. Abbiamo cominciato con Alberto Asquini, Tiziano Tessitori, Vincenzo Manzini, Pier Silverio Leicht, Giampaolo De Ferra, Giuseppe Bettiol, Riccardo Luzzato, e oggi è la volta di Francesco Carnelutti. Questa maratona, che va avanti già da qualche anno e che speriamo vada avanti ancora, nasce da una sollecitazione che l'Associazione Giuristi Cattolici ha posto all'Università di Udine, e che l'Università di Udine sta svolgendo meravigliosamente bene, con quell'apporto scientifico senza il quale non sarebbe possibile. In questa iniziativa si sono aggiunti poi la Fondazione Friuli, la Società Filologica, l'Ordine degli Avvocati, l'Unione Giuslavoristi, e anche gli amici dello Stellini, che ci hanno fatto arrivare un saluto per nome del collega avvocato Purina. Io vorrei leggervi, che spiega un pochino bene lo spirito di questa serie di incontri, e che si collega alla figura che oggi andiamo trattando. L'avvocato Umberto Zanfagnini, udinese, politico, deputato, attivo nella lotta di liberazione, padre di Pietro Zanfagnini, che poi fu sindaco di Udine, e nonno di Luca Zanfagnini, nostro collega. Umberto Zanfagnini scrisse che la scuola giuridica, in epoca non sospetta, la scuola giuridica friulana, pur non avendo un'università, allora era così, da cui trarre alimento come l'edera dal tronco, ma forse ciò è dovuto a una naturale vocazione e attitudine dei friulani allo studio del diritto e delle giuridiche discipline, che nasce dalla loro indole riflessiva e meditativa.
Se la scuola napoletana si fonda sulla sontuosità oratoria, quella friulana, argomentava, è radicata sulla concretezza. Rari i voli di fantasia giuridica, come nel caso di Carnelutti, che dette della pena di morte, quando c'era, una definizione tra l'amaro e il beffardo, un esproprio per pubblica utilità. Ecco, qui si innesta un po' il nostro ragionamento, no? Questo orgoglio di riscoprire, così con un po' di buona volontà, una matrice, una scuola, un'ispirazione che questo territorio ha dato comunque a figure che si sono affermate nel campo non semplice del diritto. Oggi c'è per fortuna un'università, una facoltà di scienze giuridiche e quindi credo che gli studenti debbano riscoprire questo orgoglio anche attraverso queste figure. Non prendo altro tempo. Io adesso passo la parola, come abbiamo in scaletta, al professor Marco Giacomelli, che è aggregato di diritto processuale civile nella nostra Università degli Studi di Udine. Buonasera. Allora, Carnelutti. Alcune brevi date per delineare un po' il percorso accademico che ha fatto. Lui si laurea in diritto civile e diventa avvocato giovanissimo, a 22 anni, si laurea a 21, dopodiché ottiene la libera docenza in commerciale, un incarico nel 2009 a Milano di diritto industriale, vince la cattedra a Catania nel 1912, ho detto 2009, 1909. Vince la cattedra a Catania nel 2012, vince la cattedra di procedura civile a Padova nel 1915 e fino al 1935 insegna a Padova, dopodiché passa a Milano nel 1936 a insegnare penale. Durante la guerra si rifugia in Svizzera per un biennio, del 43 al 45, torna a insegnare brevemente penale a Milano nel 1936 e nel 1946 e insegna poi diritto e procedura penale a Roma dal 1947 al 1949. Data importante il 1924, quando fonda la rivista di diritto processuale civile, e data importante il 1948, quando fonda l'Associazione dei giuristi cattolici italiani insieme a Capograssi. Ora, la singolarità della figura di Carnelutti inizia nel momento in cui da commercialista diventa processuale civilista. Perché, secondo le ricostruzioni che sono state fatte, lui, avendo lo studio a Venezia, famiglia da Venezia poi, ma cattedra e università a Catania, pensando agli spostamenti del tempo, per quanto si spostasse in ferrovia, era molto scomodo. E allora Cammeo, che insegnava commerciale a Bologna e procedura civile a Padova, per incarico gli dice: partecipa al concorso bandito per un concorso per la cattedra di procedura civile a Padova. E lui, in pochi mesi, scrive un testo come la prova civile, secondo alcuni in 3 mesi, altri hanno detto ma no, il testo pubblicato poi alla fine l'ha scritto in 7-8 mesi, perché ha continuato a lavorare anche oltre il termine della pubblicazione provvisoria. Comunque scrive un testo come la prova civile e vince. E ottiene il voto unanime sia di Chiovenda, sia di Cammeo, sia di Lessona, che era il maestro di Calamandrei, e il posto era stato bandito per Calamandrei, che aveva una decina d'anni di meno. Ora, come sia stato possibile che
comunque in pochi mesi, egli abbia prodotto un testo come la prova civile è un mistero. E per quante siano state tentate queste spiegazioni, il mistero resta tale, perché c'è stato chi ha detto ma lui aveva una sensibilità pratica enorme, faceva l'avvocato, ma studiava ed era sicuramente uno studioso definito onnivoro, perché veramente studiava tutto, come si vedrà poi dalle materie in cui ha scritto, leggeva, eccetera. Quest'opera è singolare perché contiene citazioni di sola dottrina, neanche una sentenza viene citata in una materia come la prova, ma evidentemente al tempo era accettabile, oggi non lo sarebbe. E comunque il 90% delle citazioni era di dottrina tedesca, perché lui tedesco lo sapeva benissimo, non lo leggeva solo, non lo traduceva, lui lo parlava perché si era formato sotto l'impero austro-ungarico, è nato nel 79, pensate appena 9 anni dopo la breccia di Porta Pia, quindi ha vissuto una vita molto lunga, ma lì aveva imparato il tedesco molto bene. E a questo punto volersi dare una spiegazione dicendo ma in realtà ha studiato 7-8 mesi, ci ha lavorato 7-8 mesi, non 3 come sembra, io penso che si debba accettare questo dato di fatto. Carnelutti per certi aspetti è un mistero, perché fu un autodidatta. Lui non nacque processual civilista, lui si laureò con polacco in una tesi di diritto civile. Non ha avuto un maestro che lo guidasse nella procedura civile, eppure è riuscito a produrre un'opera veramente notevolissima, dove fra l'altro lui delinea come metodo di analisi dello studio scientifico degli istituti la differenza tra struttura e funzione, che ha dato molti frutti. Basti pensare a quel formidabile libro sull'impugnazione civile che è stato quello di Serino Canova, che da quando l'ho pubblicato nel 1975 nessuno ha più osato scrivere da solo un testo sull'impugnazione civile, sempre opere in collaborazione con altri, opere collettanee. E lui poi ha dato le fondamenta, ha delineato le fondamenta dello studio delle prove, ma per esempio ha introdotto la distinzione fra perizia allora, poi consulenza tecnica già nel progetto Carnelutti, percipiente e deducente, soltanto quest'ultima fonte di prova. Insomma, lui fu un autodidatta, ma di solito gli autodidatti si caratterizzano per una preparazione disordinata, non organizzata. Lui invece acquisì da solo una preparazione completa e straordinariamente approfondita, che continuò ad approfondire in tutta la sua vita. Indubbiamente aveva una mente portata per una visione sistematica del diritto. E quindi la sua formazione, questo sbocciare in materia di procedura civile, è rimasta un po' un mistero, ma bisogna prenderlo come dato di fatto. Lui, poi, altro dato importante, restò in procedura civile. Relativamente spesso, capitava che per avvicinarsi a una sede qualcuno si presentasse in una materia diversa, ma poi appena poteva tornava alla materia originaria. Invece Carnelutti restò in procedura civile ed ebbe l'idea di fondare la rivista Diritto Processuale Civile, che fu una grandissima novità per la materia e costituì il mezzo attraverso il quale lui poté scrivere in sostanza di tutti i campi del diritto dove gli piacque scrivere. E scrisse attraverso la rivista Diritto Processuale, di cui fu condirettore, aveva cercato di fondarla insieme a Lessona, ma Lessona morì e poi la fondò insieme a Chiovenda, ma ne fu l'animatore fondamentale. E lui scrisse in tantissimi campi. Oltre al diritto commerciale e diritto processuale civile, scrisse in diritto civile in generale, diritto del lavoro, diritto corporativo durante il ventennio,
Poi scrisse diritto industriale, in diritto penale, procedura penale, filosofia del diritto, ma non vanno trascurati altri rami del processo: il processo fallimentare, il processo tributario e anche l'arbitrato. L'ultima monografia, a quel che mi consta, è l'arbitrato con pluralità di parti del 1961. E è un tema molto impegnativo, perché l'arbitrato è pensato come un processo fra due parti. Pensare all'arbitrato come un processo con pluralità di parti è di notevole difficoltà. Quindi lui si conservò lucidissimo fino alla fine. E attraverso la rivista di diritto processuale civile fino al 42, poi dal 46 solo rivista di diritto processuale, lui fu un recensore particolarmente severo, temuto da tutti. Lui si autodefinì con autoironia perché non sopportava molto quella degli altri, lui si definì pericolo processuale numero 1, perché tutti temevano di incorrere nelle sue recensioni. Per esempio, recensì l'opera del mio maestro Attardi, che la professoressa D'Orlando conobbe, e scrisse che in sostanza era un libro in sé perfetto. Però disse, altra cosa è che l'autore abbia capito la verità dell'istituto. E lì iniziarono le critiche. Cioè, come dire, ha fatto un libro in sé perfetto, dalle premesse alle conclusioni, ma non ha capito cosa è l'interesse ad agire. Eccetera. Ed è un libro magnifico che invito tutti a leggere, perché io sono però di parte, quindi non sono oggettivo. Mi sono scritto in un'altra recensione famosa per rendersi conto del tono, non di tutte le recensioni, intendiamoci, ma di alcune sì. E a Calamandrei che dicevano i giovani vanno incoraggiati, e lui ha scritto, ma a che scopo? Dunque, a che cosa scopo incoraggiare i giovani? A costruire grattacieli quando non hanno esperienza per costruire una capanna? Ed era la recensione al potere discrezionale di Massimo Severo Giannini. Quindi era veramente piuttosto pesante a volte. Chi volesse leggere queste recensioni le può trovare nel libro dove è stato pubblicato l'incontro degli accademici dei Lincei organizzato nel 2015. Lì c'è scritto che ci sono tutte, ma forse qualcuna manca, ma ce ne sono molte e sono anche piacevoli da leggere. Certo è che, secondo chi si è occupato in particolare degli studi della storia della procedura civile e del Novecento in poi e dei rapporti fra processuali civilisti, io mi riferisco a Cipriani, non si fece degli amici, e questo probabilmente gli costò, pagò un prezzo per questo. Ora, pensiero scientifico. Ora, non è questa la sede per fare un'analisi del pensiero scientifico, ma vorrei soffermarmi sul perché ebbe poca fortuna. Perché, in effetti, Carnelutti non ebbe maestri di procedura civile, ma non fondò neanche una scuola che lo abbia seguito poi. Sì, lui ha influenzato molti, ma non si può dire che abbia creato una scuola di suoi allievi, che abbiano portato avanti il suo testimone, diciamo. E dobbiamo chiederci perché. E senz'altro una delle ragioni, a mio parere, è che il codice di procedura civile, entrato in vigore nel 1942, non menziona mai il concetto di lite.
che è al centro del pensiero di Carnelutti. E lui ha parlato, fin dalla prefazione delle istituzioni del nuovo processo civile italiano, nel 41, quindi appena era stata approvata la legge, nel 40. E lui ha scritto questo libro, già nel 42 era la terza edizione, cioè tanto per dire come diciamo, scriveva di getto ed era molto produttivo sul piano della scrivere. Comunque nella prefazione si lamenta della studiosamente evitata parola lite, perché fu studiosamente evitata la parola lite nel codice di procedura civile del 42. E questo rappresentò sicuramente un grave insuccesso per lui. Tenete presente che prima di arrivare al codice di procedura civile del 40 c'erano vari progetti e lui fu protagonista di uno dei progetti, protagonista indiscusso, perché nel 1924 venne nominata una commissione reale per la riforma dei codici e la terza sottocommissione, presieduta da Mortara, diede l'incarico a Carnelutti di redigere un progetto di codice di procedura civile. Lui, cioè lei è veramente un comitato ristretto, ma di fatto lo scrisse Carnelutti. E questo progetto poi venne sottoposto alla sottocommissione e poi doveva essere approvato. E lui elaborò questo progetto, processo di cognizione e processo di esecuzione, che all'epoca, vedremo dopo, lui riconosceva come gli unici aventi natura giurisdizionale. Fatto sta che poi quel tentativo di riformare i codici fallì, ce ne furono altri e lui venne di fatto escluso dalla redazione del progetto di codice che poi entrò in vigore nel 1942. Ora, il fatto che che lui non abbia potuto contribuire in concreto, nonostante cercò di attribuirsene qualche merito, ma lui non abbia redatto quel codice, non l'abbia scritto. Indubbiamente questo, diciamo, fu un insuccesso e, a mio parere, fu una delle cause del fatto che il pensiero di Carnelutti non ebbe poi quella fortuna. Certo, se fosse stato introdotta il concetto di lite, nessuno avrebbe potuto prescindere da Carnelutti. Per carità, nessuno prescindeva di leggerlo, ma una cosa è leggerlo, magari tranne spunti, perché a tardi lo definiva una fucina di idee, ma altra cosa è, diciamo, riprendere le sue idee fondamentali sul concetto di lite. Un'altra delle ragioni dell'insuccesso fu il fatto che lui stesso definì, diciamo, il proprio sistema instabile. Cioè lui, Carnelutti, cambiava il proprio sistema. Ogni volta che scriveva un'opera di carattere sistematico, lui lo aggiustava, lo rimodellava, lo rimodulava. E lui stesso parlò di instabilità. E mi sono trascritto alcune cose che lui ha scritto. Allora, nel sistema scrive: le lezioni sono un primo tentativo, lezioni scritte dal 20 al 25, quando insegnava a Padova, appunto. E il sistema costituisce solo un altro tentativo, nello sforzo di emendare gli errori. Poi scrive, nelle istituzioni, prima edizione del 41, l'ultima nel 56. Questo è soltanto un altro scalino. Ancora nelle istituzioni, ho potuto rettificare la teoria della lite, la cui prima formulazione riconosco eccessiva. Istituzioni, ho più volte confessato che i miei stessi libri appena stampati li vorrei rifare. Ciò disorienta il lettore. Sistema del 36. Il rischio è di far perdere la tramontana, cioè al lettore. E quindi nelle sue opere, diciamo, di carattere sistematico, dedicate al processo, che sono le lezioni, diciamo, della prima metà degli anni 20, il sistema del 36, le istituzioni, ultima edizione del 56, e diritto e processo,
del 58, lui ha sempre mutato la sistemazione della materia. Sono tutte opere di teoria generale del processo. E se si guarda bene, sono tutte più brevi. Perché lui faceva pulizia, cambiava, mutava, limava, era più sintetico, ma sempre più brevi. Ma ogni volta introduceva delle novità. E queste novità, indubbiamente, potevano disorientare. Per esempio, concetto di lite di giurisdizione. Allora, nel sistema, considerato da molti la sua opera, diciamo, più grande, ma saltiamo questi giudizi. Comunque nel sistema lui riconosce che il fine, la funzione di composizione della lite, che è il fine del processo, la riconosce al processo contenzioso e vi ricomprende il processo di cognizione e il processo esecutivo. Il processo volontario, cioè la giurisdizione volontaria, lui addirittura lo definisce processo improprio. Improprio. Perché dice? Non vi è lite. Non vi è lite, ha una funzione preventiva e non riconosce natura volontaria natura di giurisdizione al processo volontario, alla giurisdizione volontaria. Chiamata così tradizionalmente, dice lui, giurisdizione volontaria, ma lui non riconosce natura giurisdizionale. Nelle istituzioni dice, no, ho cambiato, riconosco che nel processo volontario c'è la lite, ma la funzione di prevenire la lite, una funzione preventiva la riconosceva anche nel 1936 al processo volontario, ma diceva il concetto di lite estraneo. No, esiste il concetto di lite anche nel processo volontario, ma una funzione preventiva. Però la funzione di prevenire la lite è diversa dalla funzione della composizione dei conflitti. Quindi non riconosco la natura giurisdizionale del processo volontario. In diritto e processo del 58 dice no. È vero che il processo contenzioso, quindi il processo di cognizione esecutivo, ha la funzione di composizione della lite attraverso, ha la funzione di composizione della lite, ed è vero che il processo volontario ha la funzione di prevenire la lite. Però entrambi hanno un fine comune, quello di adempimento della legge. E siccome hanno un fine comune, riconoscono la natura giurisdizionale anche al processo volontario, cioè la volontaria giurisdizione. Vedete, lui continua a rimodellare, risale a concetti più generali, fino a ricomporre questa unità del processo all'unità della giurisdizione. Ma è chiaro che questa non è stato un elemento che abbia favorito la permanenza della sua visione sistematica nel tempo. Lui aveva quest'ansia di perfezionarsi, di migliorare, di risistemare la materia, e alla fine lui sapeva che non sarebbe riuscito a farlo, perché lui diceva io non sono perfetto, continuo a fare degli errori, vorrei riscrivere le opere, era un perfezionista mai soddisfatto, e però questo perfezionismo lo trasferiva poi nelle sue opere cercando di migliorarle, di cambiarle. Per far vedere come Carnelutti bisogna proprio leggerlo tutto, un'impresa mastodontica, io non l'ho letto tutto, precisiamo, però come potesse disorientare, io leggo ancora nel 2015 che c'è chi ha scritto che il comando è quello che ha sempre caratterizzato nel Carnelutti la giuridicità delle leggi. Quindi, nota caratteristica essenziale del diritto è il comando. Anche quando si è avvicinato al giusnaturalismo, ne ha ridotto l'ambito, però è rimasto fermo su questo punto. Il comando è
un carattere essenziale della giuridicità del diritto, quindi. Nel 1958 in nota scrive: mi rendo conto di aver commesso un errore fondamentale. Il comando non è la nota della giuridicità. E dice: la giuridicità risulta dalla combinazione dalla legge del capo / Stato, cioè legge statuale, con le leggi naturali. Leggi naturali che sono le leggi che si affermano nel corso della storia, attraverso l'esperienza umana. Quasi, mi immagino io, un filtrato dell'esperienza umana nel corso della storia. Perché comunque, se non vi è questa combinazione, se le leggi dello Stato non si conformano alle leggi naturali, sono destinate a cadere, perché le leggi delle naturali prevalgono. Allora vedete come chi ha ancorato il concetto di giuridicità per Caldelutti al comando non si è reso conto di questo cambiamento. Ma perché non si è reso conto? Perché è messo in una nota, mentre lui 2 pagine prima ripeteva quello che aveva scritto precedentemente. Il comando è nota essenziale della giuridicità nel testo. In nota scrive questo. Ora, è immaginabile pensare che lui prendesse le parti che avesse già scritto e limasse, sintetizzasse, perché sono sempre più brevi queste le sue opere, non che fossero brevi, più brevi, e alla fine scrivesse nel testo quello che aveva scritto prima, ma questa cosa l'ha messa in nota, ma è una cosa fondamentale per rendersi conto dell'evoluzione del pensiero del Carnelutti, anche perché qui io vedo l'affermazione del primato del giusnaturalismo. Primato del giusnaturalismo in generale, e non mi stupisco di questa scelta di Carnelutti, perché rendiamoci conto che lui proveniva da quelle che ha definito giustamente, chi ha presentato questo incontro, le aberrazioni avvenute sotto il nazismo e sotto il fascismo. E tutti alla fine della guerra, diciamo, aderivano ad una sorta di giusnaturalismo. Perché cosa sono le dichiarazioni universali, la Carta europea dei diritti dell'uomo, eccetera? Cosa sono se non affermazioni di valori che esistono a prescindere, e non è altro che giusnaturalismo? Perché ogni affermazione sono parole che devono essere riempite di contenuti, e sono i nostri valori che li riempiono. E per rendersi conto del contrasto con il positivismo, diciamo, io mi sono avvalso della lettura di un libro che si intitola Processi di Norimberga, non ricordo l'autore, anzi, Anatomia dei processi di Norimberga, chi vuole leggerselo. Questo è stato scritto da un procuratore che collaborava con l'accusa, quindi da una statunitense. La difficoltà per trovare le fonti in base al quale poter condannare questi criminali nazisti è evidentissima, perché loro dicevano: io ho obbedito alla legge, e in base al positivismo sì, c'è l'idea, ne discutevamo prima con Andrea, appunto, sì, c'è l'idea che comunque si deve disobbedire all'ordine ingiusto, al comando ingiusto, ma la stragrande maggioranza delle persone obbedisce alle leggi e nessuno neanche si sogna di criticarlo. E comunque emerge questa difficoltà, loro stessi si rendevano conto e hanno dovuto estrapolare dei principi da convenzioni internazionali per arrivare alla fine alla condanna di questi nazisti nei processi, perché ce ne sono stati diversi di processi in Norimberga, non soltanto quello famoso ai gerarchi del nazismo. Quindi non sono sorpreso di questa affermazione del primato di Carnelutti. Certo, c'è una sorta di pudore quando si parla di adesione del Carnelutti al giusnaturalismo, anche in materia di processo civile, perché si dice la nostra materia è una materia di diritto positivo.
E in effetti molti di questi valori, di questi principi, sono stati codificati, fra virgolette, nella Costituzione. Ma non è che la codificazione dei principi sia stata esaustiva di per sé, perché nel 99 sono stati introdotti i principi del giusto processo e da lì è iniziata una stagione di mutamenti giurisprudenziali che ha consentito alla giurisprudenza di adottare interpretazioni assolutamente sorprendenti. Io personalmente aderisco a quell'orientamento che dice che i principi del giusto processo in materia civile, così come scritti nel 99, non hanno aggiunto niente, cambiato niente a quello che già esisteva prima. Ma così non è stato per altri. E non è stato per la giurisprudenza, che, armata del principio della ragionevole durata del processo, ha adottato interpretazioni con le quali io sono in totale disaccordo. E d'altra parte, si può anche pensare che la costituzionalizzazione dei principi renda superfluo, diciamo, il giusnaturalismo. Ma noi vediamo che l'Italia è condannata regolarmente a partire dal 1985, sempre di più, tanto che vi è stata poi la formulazione del nuovo articolo 111 con i principi del giusto processo, e sono stati introdotti 5 commi, e l'Italia è stata condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per violazione di regole che sono sostanzialmente coincidenti con quelle contenute nella nostra Costituzione. E quindi alla fine dire ma in fondo è stato codificato, no, non è solo una questione di codificazione che rende inutile, dipende dai valori che si dà, dal contenuto che si dà a queste regole. Perché in Italia ci sono stati certi risultati. Davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo l'Italia viene condannata e quindi non è sufficiente parlare di codificazione dei principi del processo civile nella Costituzione. Comunque, un'altra delle cause, probabilmente dell'insuccesso del sistema, o della minor fortuna, ecco, diciamo così, del sistema di Carlo Rutti. Parlo del sistema perché il suo contributo non si esaurisce solo nel sistema, ma ha dato veramente, diciamo, era veramente una fucina di idee nei singoli istituti. Comunque un'altra delle ragioni è che rimase sostanzialmente sul piano umano, penso, una persona isolata. Una persona isolata che si era fatto degli avversari, se non dei nemici, degli avversari, attraverso le recensioni. Non era ben voluto probabilmente. Io non giungo a pensare quello che è stato scritto, che nella lettera agli amici, che è stata pubblicata poi, lui abbia chiesto di non essere commemorato perché sapeva cosa avrebbero detto di lui, perché mi pare un'affermazione troppo pesante. Ma certo, lui era una persona che in questo sforzo titanico di perfezionarsi rimase un po' da solo. E quindi anche sotto questo aspetto umano bisogna riconoscere che questo, diciamo, questa sua tendenza al perfezionismo, a esigere tanto da sé ma anche dagli altri, questa è stata una delle cause, ecco, del suo isolamento. E in sostanza non ebbe allievi, perché Cristofolini morì subito e il suo miglior allievo, Allorio, dotato anch'egli di una personalità titanica, se ne andò per la sua strada presto. Però nella recensione alla cosa giudicata rispetto ai terzi, Carnelutti dice sì, a partire dalla mia scuola, perché segue le idee, ma prima dice anche non fu mio scolaro. Quindi veramente una personalità con cui era difficile avere a che fare Carnelutti, perché dire di Allorio ne ha lodato l'opera, perché non tutte le recensioni sono negative, ripeto, ma dire
precisare, non fu mio scolaro, insomma, e lo disse di quello che è considerato il suo più grande allievo, Allorio, che però poi se ne distaccò, diciamo. Ecco, penso che queste siano state alcune delle cause del suo insuccesso. E veniamo alla clinica del diritto. Come sono messo quei tempi? Sarà una mezz'oretta che parlo. E allora cercherò di concludere in 10 minuti ancora. Ok. Allora, clinica del diritto. Lo scritto è del 1935 e lui si lamenta, e qui emerge la figura del docente universitario. Lui si lamenta della formazione. La formazione che ricevono i laureati è una formazione avulsa dalla realtà, dalla pratica, dai problemi concreti. E qui esprime un'esigenza che ha anticipato sicuramente i tempi, perché noi qui a Udine vediamo da una ispezione CEV in cui ci hanno veramente guardati a raggi X, però diciamo noi ci rendiamo conto che la preparazione che richiede il mondo del lavoro è diversa da quella che noi diamo o che l'università tende a dare agli studenti. Non siamo certo l'unica università che si è adottato verso questa strada, ma indubbiamente diciamo, il nostro corso di studi in giurisprudenza ha cercato di dare una risposta anche alle esigenze degli stakeholders, adesso va molto di moda parlare così, che sono i portatori di interesse, e quindi esponenti del mondo del lavoro, del mondo dell'industria, che chiedono una formazione diversa, più completa, più aderente alla realtà, a ciò che chiede il mondo del lavoro. Ma qui devo evidenziare come il nostro corso di studi, secondo me, è stato, cioè, si è indirizzato verso una buona strada, riconoscendo allo studente la possibilità di ritagliarsi un proprio percorso. Un percorso in cui ci sono 20 crediti a disposizione per scegliersi le materie e le attività che sono funzionali alla realizzazione della preparazione. Non so, chi vuole fare il consulente del lavoro può diciamo, ritagliarsi, scegliersi gli esami opzionali, frequentare cliniche, ne abbiamo 18 qui a Udine, cliniche, attività laboratoriali, laboratori di lingua, attività a scelta dello studente. Queste sono veramente attività fra le più varie, dai digital forensics, cioè la ricerca delle prove, delle violazioni delle reti informatiche, la ricerca dei dati che sono conservati negli strumenti digitali e quindi eventuali prove che sono stati violati questi strumenti digitali, quindi è una cosa che interessa la criminologia, ai corsi sulle pari opportunità e all'inclusione, ai corsi sulla statistica e le probabilità nelle attività giuridiche. Adesso vanno tanto di moda, si parla di software predittivi delle cause, che sono fondati, vabbè, non discutiamo, però rabbrividisco un po' al pensiero dell'utilizzo dei software predittivi dell'esito delle cause, ma pare che nel mondo anglosassone siano strumenti utilizzati e forse ci avvicineremo anche noi. Quindi veramente c'è questa possibilità. Ora, il nostro corso di studi sta pensando di modificare l'ordinamento didattico, ma le linee ANVUR, le linee guida ANVUR, l'Agenzia Nazionale per la Valutazione della Ricerca e della Didattica, insomma, no, sono contrarie. Dice no, troppi 20 crediti, 8 crediti al massimo, neanche 10. E quindi le nuove linee guida impedirebbero, nel caso di mutamento di ordinamento didattico, l'elaborazione di un piano di studio aderente alle esigenze del mondo del lavoro. Allora io mi chiedo, ma e altra cosa, formazione. Noi abbiamo cioè vedete come noi diciamo c'è una contraddizione se si pensa all'esigenza che aveva spesso Carnelutti di una formazione aderente alla realtà e diciamo agli orientamenti ministeriali. Poi un'altra contraddizione è questa: si è pensati, diciamo a partire dagli anni 2000, io ho assistito al
Mutamento degli anni di corso di studi. Per laurearsi in giurisprudenza adesso ci vogliono 5 anni, mi sono laureato in 4 anni. Mutamento del monte ore degli insegnamenti. Io ho frequentato un corso di procedura civile di 60 ore, adesso sono 110, fino a qualche anno fa erano 120, e così per tutte le materie. Qual è il risultato? Il risultato è che gli studenti, oberati di lezioni, non hanno più tempo per studiare sui libri. Studiano sugli appunti. Naturalmente parlo della maggioranza, cioè non di tutti gli studenti, quelli bravi studiano lo stesso sui libri, ma quelli bravi non sono così tanti. E comunque tendono a studiare sugli appunti. Quindi un problema della formazione è che, a mio parere, noi formiamo laureati che non hanno dimestichezza con l'uso dei libri. Questo è una cosa, un effetto perverso di questo aumento del monte ore degli insegnamenti. Ma cosa serve fare 110 ore di procedura civile? Non serve a niente. Cioè, è pregiudizievole, ottieni l'effetto contrario, non ho miglior formazione. In compenso, i fondi alle università vengono distribuiti senza tenere minimamente conto della formazione effettiva dello studente, perché vengono distribuiti in misura maggiore a chi produce più laureati. Quindi non si tiene conto della formazione effettiva, si tiene conto solo dei pezzi di carta. Questo ha generato una corsa al ribasso. C'è stato chi, in sede di riconoscimento di insegnamenti effettuati, ha riconosciuto a studenti che si trasferivano presso di sé, ha equiparato il superamento del diritto agrario al diritto civile per invogliare gli studenti a iscriversi. Allora vedete come era questo che chiedeva Carnelutti quando diceva bisogna realizzare una formazione aderente al concreto, alla realtà. Io penso che vi sia stato un regresso. 4 anni erano più che sufficienti, fatti bene, non 5, e non con queste quantità di... Quando mai hanno tempo per studiare questi poveri studenti? Quando hanno calcolato che per ogni ora di lezione ci vogliono 3 ore di studio a casa. Quindi, vabbè. Un ultimo punto. Carnelutti, il fine del processo è la composizione delle liti al fine di assicurare la pace sociale, ma il fine come strumento, cioè il processo è diciamo, al fine, che lo caratterizza, di comporre le liti. Bene, a partire diciamo, dagli anni 2000 c'è stato un susseguirsi di riforme che mi lasciano perplesso sotto questa... o meglio, apparentemente sembrano dare ragione al Carnelutti, perché noi abbiamo la riforma dei provvedimenti cautelari nel 2006, in cui non tanto i provvedimenti cautelari sopravvivono, quelli anticipatori sopravvivono all'estinzione del processo, ma possono essere chiesti ante causa e non è necessario instaurare il processo di cognizione e si può chiedere la revoca e la modifica nel corso del tempo di questi provvedimenti anticipatori, diciamo, iniziando una vita parallela. Quindi, poi, ancora, c'è stata tutta una spinta del legislatore verso le ADR, modi alternativi di risoluzione delle controversie. La media conciliazione e poi la negoziazione assistita dagli avvocati, e entrambe configurate come condizioni di procedibilità, e poi con la minaccia che se una parte non aderisce alla proposta di accordo deve pagare il doppio del contributo notificato, cioè, o meglio, può essere condannato a una somma, magari vince la causa, ma paga una somma corrispondente al contributo unificato. E poi, ancora, mi limito solo a queste strani istituti che sono stati introdotti dall'ultima riforma, che sono le ordinanze previste dall'articolo 183 ter e quater, ordinanze in caso di rigetto della domanda, ordinanze in caso di accoglimento della domanda, che non si capisce bene cosa siano, perché c'è scritto che non assicurano la cosa giudicata, nessun accertamento. Allora, viene in mente quello che diceva Balena, che diceva, ma vedete come sembra che il legislatore voglia spingere le parti a trovare una soluzione fuori dal processo, e se per caso inizia il processo, adesso è stato ripristinato il tentativo di conciliazione obbligatorio, vuole che queste controversie si chiudano comunque, non importa come. E allora c'è stato chi aveva detto, guardate che la funzione del processo come
diciamo, la definizione della funzione del processo come mirante alla composizione delle liti è quella più aderente alla realtà, cioè alla realtà codicistica. A me pare che non sia così, perché Carnelutti parlava di giusta composizione delle liti, secondo il diritto. Invece a me pare che il legislatore miri alla composizione delle liti in qualunque modo, non gli interessi affatto che avvenga secondo diritto. Basta che non si inizino i processi e che se si iniziano i processi si trovi un modo per conciliarsi, perché altrimenti l'Italia viene regolarmente condannata per durata eccessiva del processo. Allora, me la sono chiusa un po' velocemente, alla fine, ma... Io ringrazio e mi complimento veramente col professor Giacomelli, perché oltre alla figura che stiamo analizzando, mi sembra che ci ha dato una miniera di informazioni, di aggiornamenti, rendendo quasi appassionante il problema della procedura, problema che non mi ha mai appassionato nemmeno dai tempi in cui ero studente, ma invece ci ha aperto la mente a considerazioni, mi sembra molto, molto interessanti. Ma non faccio perdere altro tempo, passerei la parola al professor Andrea Scella, che è ordinario invece di procedura penale nella nostra università. Grazie. Anzitutto ringrazio l'Unione Giuristi Cattolici, sezione di Udine e Gorizia, per l'invito, ma devo confessare che accanto all'onore e al piacere di essere qui con voi per parlare di una figura così importante come quella di Carnelutti, c'è anche una sorta di preoccupazione. La preoccupazione perché intanto non so se Carnelutti ne sarebbe contento. L'abbiamo sentito dire quando scrive questa lettera sulla rivista di diritto processuale ai suoi pochi amici, dice: non commemoratevi. I maligni dicono due cose, dicono che tanto amici ne aveva davvero pochi per queste recensioni. Io aggiungerei che a Tardi e a Massimo Severo Giannini è andata anche bene, perché io ho in mente una recensione a una persona che poi diventerà uno dei più importanti magistrati d'Italia guidando la Procura della Repubblica di Roma, ma che negli anni 60 aveva interessi alla procedura penale, che scrive un libro sul segreto istruttorio. E Carnelutti inizia la recensione dicendo: perché mai il dottor Tizio abbia avvertito l'esigenza di scrivere un libro sul segreto, è e resterà sempre un segreto. E poi va avanti. Pochi amici, e poi non aveva bisogno di commemorazioni perché, dicono sempre Maligni, si era già fatto da solo in vita il necrologio. Con le sue autobiografie, con i suoi scritti, aveva già provveduto a tracciare le linee della sua figura. Accanto a questo c'è una preoccupazione anche, diciamo, svincolata da quelli che potrebbero essere i desideri del maestro che stiamo commemorando, una preoccupazione di tipo oggettivo, che riguarda davvero la poliedricità degli interessi e l'esuberanza dell'ingegno di Carnelutti. Non è una persona che è facile rinchiudere in confini molto stretti. Mi ero preparato una citazione, qua c'è poca luce, quindi non ve la leggo, ve la riassumo, mi perdonerete. Nel 1951 esce la terza edizione della Teoria generale del diritto di Carnelutti, che è il primo tentativo serio di rabbobbio di un giurista italiano di parlare del diritto nel suo insieme come teoria generale. E Vittorio Emanuele Orlando, grandissimo pubblicista, il presidente del Consiglio dei Ministri dopo Caporetto, per dare un'idea di che persona era, recensendo la teoria generale del diritto di Carnelutti, in quella sua edizione aggiornata del 51, dice: se anche fra un millennio, per qualche motivo, sparissero tutti i libri di giurisprudenza italiani e restassero sugli scaffali soltanto quelli di Carnelutti, ci si riuscirebbe a fare benissimo un'idea della qualità del pensiero giuridico di quell'epoca, degli anni 50. E dice che Carnelutti non soltanto si è occupato di tutti i settori del sistema giuridico, anch'io dirò qualcosa sulla formazione di Carnelutti extra-accademica, non per rettificare, ma per sottolineare ulteriormente certi aspetti che ha già messo bene in rilievo Marco Giacomelli. Ma a parte questa vastità di interessi,
Carnelutti si pone sempre come maestro tra i maestri, cioè un autore che anche adesso, quando abbiamo bisogno di vedere qualche sviluppo su problemi anche che caratterizzano i nostri studi da decenni, una delle prime cose che si fa o che si dovrebbe fare è andare a vedere cosa ne diceva Carnelutti, perché è un pensiero sempre spiazzante. Carnelutti non si è mai adagiato sulle idee altrui, ha sempre cercato di costruire ex novo. E qui inizio a dire la prima cosa che volevo dire sulla relazione che mi ha preceduto. È vero che non ha maestri nell'ambito del diritto processuale civile, ma non ha maestri neanche nell'ambito del diritto commerciale. È un autodidatta. Carnelutti, figlio di ingegnere, apre senza santi in paradiso questo studio da avvocato a Venezia. C'è un infortunio di un dipendente. Infortunio che non avviene nella sede del lavoro, ma avviene mentre stava andando al lavoro. Carnelutti si inventa l'istituto dell'infortunio in itinere. Le imprese assicuratrici schierano contro di lui i migliori avvocati dell'epoca e lui, poco più che ragazzino, riesce a vincere questa causa. Manda la sentenza con una sua annotazione a Sraffa, che aveva appena fondato la rivista del diritto commerciale, e Sraffa gli dice, non conoscendolo, non sapeva chi fosse, vede le doti e dice, ma dai, ti incoraggio a studiare, e di qui prenderà la libera docenza in diritto commerciale. Alla procedura penale Carnelutti arriva molto tardi. Arriva molto tardi anche perché perde un concorso sul processuale civile alla Sapienza. Era preside Filippo Vassalli, che era un suo grande amico, Giuliano Vassalli, che è quello che forse più ricordiamo, che è stato anche il ministro della giustizia e figlio di Filippo Vassalli, inizia a studiare penale perché lo consiglia Carnelutti, nel senso amico di famiglia, non vuole studiare civile per non seguire le orme del padre, del grande civilista Filippo Vassalli, e dice, ma studierei amministrativo penale, e Carnelutti, che è sempre al centro della sua idea all'uomo concreto, dice, ma no, studia penale, gli assegna lui stesso il titolo della tesi, e poi invece si laurea a Roma con Rocco, mi sembra, con altre persone, Giuliano Vassalli, su un argomento fissato da Carnelutti. Allora, Filippo Vassalli, cioè il Vassalli padre, visto che Carnelutti aveva perso il posto sul processuale civile, dice, vieni a insegnare procedura penale, e lì il concorso va bene. Carnelutti si riferisce alla procedura penale come la Cenerentola del diritto, cioè dice il settore del diritto più bello ma più negletto, che nessuno affronta. Pensate che negli anni di Carnelutti la procedura penale non esisteva come insegnamento autonomo. C'era lo stesso professore di diritto penale sostanziale che a fine corso diceva anche qualcosa sul processo, ma non c'era autonomia didattica. Dice anche un'altra cosa, sempre con riferimento alla procedura penale. Carnelutti dice, io mi sono laureato con questa tesi sull'Università dei Beni con polacco, ma perché c'era polacco, perché come professore di diritto penale avevo un certo Tuozzi, Pasquale Tuozzi, che non era un professore che mi dava un valore aggiunto, ecco, che mi incoraggiava a studiare il diritto penale, perché se no, se le cose fossero andate diversamente, forse sarei stato fin dall'inizio più portato agli studi penalistici. Allora, date queste premesse, data la difficoltà di inquadrare la figura di Carnelutti, come accostarsi al tema che mi avete cortesemente assegnato? Io inizio a dirvi di cosa non parlerò. Non parlerò di Carnelutti Friulano, perché qui ho qualche resistenza, mi colloco subito in partibus infidelium, ma io lo vedo molto poco Friulano. Se mi parlate di Manzini, vi dico, Friulano, fate finito. Manzini, o meglio, Manzini è stato commemorato da Gian Domenico Pisapia, perché Manzini insegna a Napoli, è professore di Pisapia. Quando muore Manzini, Pisapia dice che era un uomo che si caratterizzava per due cose, un'eccezionale modestia e una straordinaria operosità.
io qua vedo il carattere friulano. Manzini, prime cose che scrive un opuscolo sulle piante del Friuli, dopo un saggio tipo di sociologia criminale sulla delinquenza nel Friuli. E quindi c'è questo legame che è molto forte con la sua terra d'origine. Vedo qualcosa di friulano in Bettiol, quando fra 100 anni dovremmo commemorare Tullio Padovani, di nuovo è un friulano. Carnelutti già il liceo lo fa a Treviso, cioè voglio dire, è nato in Friuli, da famiglia friulana, il cognome tipicamente friulano, ma i legami sono molto tenui. Qualcosa c'è. C'è una lettera della figlia Magda, figlia di Carnelutti, che scrive al processuale civilista Fazzalari e dice: mio padre ha sempre avuto l'orgoglio di essere friulano e non veneto. E c'è la dedica in questo piccolo saggio che abbiamo sentito nominare prima, Clinica del diritto, dedicato all'avvocato Mario Bertaccioli del Foro di Udine, insigne e pratico. Io ne so molto poco di Bertaccioli e ho letto però che era un avvocato, un penalista che esercitava proprio a cavallo fra i due secoli, e si vede che aveva fatto una certa impressione su Carnelutti. E c'è anche un pezzo dell'autobiografia di Carnelutti, scritta nel 1940 a mio fratello Daniele, in cui Carnelutti, parlando in terza persona di se stesso, dice che ha sempre avuto questa ferma risoluzione di giungere alla meta prefissata diremmo noi, e che questa sua ferma risoluzione probabilmente gli deriva dalla natura friulana. Quindi qualche aggancio c'è, ma io non sono così sicuro che sia proprio un esponente della scuola giuridica friulana, qualunque cosa si intenda per questa espressione, e quindi non mi addentro oltre su questo argomento. Non vorrei parlare, se non con un flash, neanche del Carnelotti uomo di fede. Senz'altro la fede di Carnelutti è molto presente. Mi sembra però una fede ben più problematica di quella che a volte viene tratteggiata, cioè non è un riconoscersi nella Chiesa come madre e maestra, sembra più un cattolicesimo, quello di Carnelutti, leggermente più critico, ma anche su questo non ho particolare titolo per parlarvi. Vorrei dire invece qualcosa sul Carnelutti avvocato penalista, Carnelutti difensore. Dopodiché parlavi di Carnelutti e la riforma del processo penale italiano in senso accusatorio, e infine, anche per gettare un ponte a quello che verosimilmente dovrà dire l'amica Luana De Francisco, fare una parte che in linguaggio giovanilistico potremmo intitolare Quanto ci manca Carnelutti. Ecco, quali sono i problemi che nel pensiero di Carnelutti già sono adombrati e qual è invece la piega che ha preso il mondo del nostro processo penale italiano adesso, senza che ci sia una voce forte e autorevole come quella di Carnelutti, capace di contrastare certe derive. Ma andiamo con ordine. Intanto Carnelutti a un certo punto inizia a essere conosciuto soprattutto come avvocato di cause celebri più che come studioso. Lui stesso, sempre in quella autobiografia, dice: se penso a me quando avevo 20 anni, senz'altro volevo diventare professore, ma dopo, con la maturità, ho capito che la mia vera vocazione era quella di avvocato. A fine carriera, quando va in pensione, Carnelutti si presenta come avvocato in Venezia, non usa neanche più il titolo di professore. Gli importa forse più questa vicinanza non solo al caso concreto, ma anche proprio alle persone che si rivolgono in lui. E fu un avvocato molto combattivo, molto tenace, non è soltanto la sapienza dottrinale, l'autorità, ma proprio lo spendersi in ogni modo per il proprio assistito. E anche qui c'è una libreria antiquaria che adesso ha molta corrispondenza di Carnelutti, e tra l'altro, insomma, se si riuscisse secondo me a fare un'offerta si potrebbe prendere tutto in blocco e metterlo in sicurezza, ecco, perché sono lettere che costano 30 euro l'una, insomma, quindi
secondo me, chiedendo. E io ne ho vista qualcuna via internet, insomma, da lontano, e qui ci sono cose molto belle e meno belle, nel senso si vede Carnelutti che ad esempio dice io ho fatto tutto il possibile, ma non escludo che qualcuno avrebbe potuto difendere, assistere questo imputato meglio di come avrei potuto fare io. Quindi voglio dire anche una certa professione di modestia. Ci sono cose anche un po' meno belle, come quando scrive a un collega avvocato dicendo mi dicono che questo pubblico ministero è tuo amico, vedi un po' se puoi metterci una parola perché lo incontrerò in quell'udienza e ho una situazione un po' complicata. Insomma c'è un ritratto un pochino a 360 gradi. Per ragioni anagrafiche io non ho conosciuto Carnelutti, forse nessuno in questa sala l'ha potuto conoscere, ho però potuto parlare con persone che hanno avuto contatti anche piuttosto stretti con Carnelutti, Giovanni Conso, Gilberto Lozzi, insomma tutte persone che hanno avuto occasione pur da ragazzi rispetto a un grande vecchio della procedura penale di rapportarsi con Carnelutti. Appunto, questa personalità straripante, molto poco diplomatica. Carnelutti diceva quello che pensava che fosse giusto dire, senza preoccuparsi per le conseguenze. Quando Carnelutti va via da Padova, arriva Satta sulla cattedra di processuale civile, proprio intorno al concetto di lite, insomma non vanno molto d'accordo, e Carnelutti accusa Satta di fare del nudismo processuale, al che Satta, che di nuovo aveva un caratterino, gli risponde: a volte è meglio andare in giro nudi che mascherati. Ecco, come dire, io sarò nudo, tu insomma, a volte però sei quasi un buffone. Ecco, questa è la cosa, lo scambio che c'è. E quindi un formidabile avvocato difensore, a cui arrivano dei processi anche in un periodo in cui la cronaca giudiziaria era più importante di quanto fosse adesso. Il mondo era molto polarizzato, ci sono processi nei quali si legge benissimo in trasparenza l'opposizione Partito Comunista e Democrazia Cristiana. Penso al caso, ad esempio, dei frati di Mazzarino, un gruppo di religiosi siciliani che erano sospettati di essere contigui alla mafia, insomma di fare estorsioni tramite esponenti della mafia. C'era l'Unità che cavalcava in chiave strumentale, in chiave politica contro la democrazia cristiana, quello che era arrivato, che quello che era successo, e giù in Sicilia arrivano i migliori nomi dell'avvocatura italiana. C'era Carnelutti, c'era Leone, c'era Alessi che era il presidente della regione siciliana, insomma un mondo diverso in cui appunto, il singolo processo aveva un risalto anche sulle pagine dei giornali e della televisione maggiore di quello che avviene adesso. Carnelutti però anche 80 anni andava a fare i processi. Persone mi hanno raccontato che si spostava per tutta Italia su una Citroen DS con l'autista, col figlio Tito che lo accompagnava, e questa è passione, insomma. Carnelutti senz'altro a 80 anni non aveva bisogno di guadagnare, anche se guadagnava delle cifre favolose. In un'epoca in cui con 500.000 lire si comprava un'utilitaria, lui chiedeva 1 milione per un'udienza dibattimentale, per un giorno di lavoro. Ecco, quindi cifre favolose. C'è Andrioli che dice che a quell'epoca si diceva carne per sé, lutti per gli altri, cioè per i destinatari delle parcelle. Ecco. Quindi diciamo non era diciamo del tutto disinteressato, ecco, del tutto slegato al fascino del denaro. Tant'è vero, ma qui probabilmente c'era anche un fatto così di concorrenza, che un altro campione dell'eloquenza forense, che era Alfredo De Marsico, diceva Carnelutti è un freddo loico che si emoziona soltanto davanti al denaro.
Ecco, quindi abbiamo di nuovo la scuola napoletana, De Maschio e Carnelutti, ecco, dall'altro lato. Questo Carnelutti difensore, insomma, quello che mi sembra di aver ricostruito. Molto importante è l'apporto che Carnelutti ha dato alla riforma del processo penale. E quando parliamo di processo penale di segno accusatorio nel nostro paese, sostanzialmente possiamo riferirci a 3 persone. Ve le dico in ordine cronologico. Tra l'altro è curioso che si tratta di 3 giuristi che tutti e 3 si collocano nel nord Italia. Cioè, nessuno del sud, forse un'eccezione, ma insomma è una cosa, ha mai avuto l'idea di abbandonare il processo di tipo napoleonico. Queste 3 persone sono Luigi Lucchini, nato a Piove di Sacco. Luigi Lucchini viene prima di Carnelutti, è il fondatore della rivista Penale, fa per tutta la vita una battaglia a favore del processo di tipo accusatorio, guardando all'esperienza anglosassone. Quando è vecchio e stanco, nel 1927, scrive un articolo, L'avvenire del processo penale, un editoriale sulla sua rivista, in cui sostanzialmente fa una biura, dice mi sono sbagliato. Era alle porte il codice Rocco, non sappiamo se qua c'è un po' di paura, un po' di influenza del fascismo, o se ha cambiato idea in maniera disinteressata, però appunto l'approccio di Lucchini, molto importante, getta dei semi, e però non è coerente fino all'ultimo. Carnelutti appunto si accosta alla procedura penale dopo quella limitata esperienza a Ginevra, quando insomma in tempo di guerra si allontana dall'Italia. Carnelutti non prese la tessera del Partito Nazionale Fascista, a differenza di molti altri. Si allontana dall'Italia, va a Ginevra, poi ritorna e appunto per quella vicenda che vi raccontavo prima, verso la fine degli anni 40 inizia a insegnare procedura penale a Roma. Matura l'idea che occorra cambiare il quadro di riferimento, che non ci possa essere una garanzia dei diritti dell'imputato finché si rimane all'interno di un processo col giudice istruttore. E qui l'apporto di Carnelutti va almeno in 2 direzioni. Uno come organizzatore culturale, quindi cerca di creare un movimento di opinione a favore della riforma in senso accusatorio del nostro processo. Indice, Carnelutti insomma come posto di elezione a Venezia, questo l'avrete capito, ha dei strettissimi rapporti con la Fondazione Cini all'Isola di San Giorgio, indice un convegno in cui chiama tutte le menti più brillanti dell'epoca. Ed è molto bello perché quando prende la parola per aprire i lavori di questo convegno, lui si richiama a un proverbio arabo che dice che se pianto una palma da datteri, non la pianto né per me, né per i miei figli, forse per i miei nipoti. Perché la palma da datteri inizia a fruttificare molto tardi e poi va avanti anche per centinaia d'anni, si dice, a continuare a produrre questi frutti così succosi. Allo stesso modo Carnelutti dice iniziamo a parlare di processo accusatorio, prima o poi matureranno i tempi. E quindi in effetti in Italia inizia un pochino a parlarsi di processo accusatorio. Nel 64 Carnelutti viene incaricato dal ministro di Grazia e Giustizia dell'epoca, che era Gonella, di redigere un nuovo codice di procedura penale. Anche qui abbiamo una commissione ristrettissima, anche qui come nel processo civile di fatto fa tutto Carnelutti da solo. Non si arriva neanche a un articolato, ma si arriva a quella che viene definita la bozza Carnelutti. La trovate pubblicata in un libro che si intitola Verso un nuovo processo penale appunto del 64. Per la prima volta vengono sviluppate queste linee
per cui la fase preparatoria del processo penale italiano dovrebbe essere un'inchiesta affidata al pubblico ministero, un'inchiesta nella quale non si forma la prova, ma si individuano soltanto le fonti di prova, arriverà poi il dibattimento nel quale la prova si forma in contraddittorio. Tutto bene, quindi, voglio dire, possiamo dire Carnelutti campione del processo accusatorio? Non proprio. Non proprio perché verso gli ultimi anni della sua vita Carnelutti ha una sorta di svolta mistica, non so neanche io come dirlo, cioè inizia per un verso a accostarsi a temi esclusivamente religiosi. Trovate un'interpretazione del Padre Nostro, ad esempio, trovate un libro dedicato a Maria, e anche quando si accosta a problemi fondamentali del diritto e della giustizia penale, risente di questa impostazione. Più in particolare, Carnelutti si convince che la pena sia una medicina della quale l'imputato ha bisogno. L'imputato condannato, il reo, ha bisogno, scusate. Il reo è un malato, è una persona che ha commesso quel fatto di reato perché, appunto, colpito da una malattia. È la pena e la medicina con la quale possiamo guarire il reo. Ora, al di là dell'ottimismo nella funzione rieducativa della pena, che sappiamo tutti è un ottimismo mal riposto, perché ci accontenteremo se il carcere non fosse una prigione, non fosse un'università del crimine, ecco, se neutralizzasse le persone senza farle diventare ancora più delinquenti di quanto siamo entrate. Il problema sono proprio le ricadute processuali di questo pensiero. Tant'è vero che Carnelutti commette almeno 2 grandi svarioni. Il primo è con riguardo alla tortura. E Carnelutti dice: guardate che è sbagliato proibire la tortura sul presupposto che non possiamo calpestare la libertà morale dell'imputato. Carnelutti dice: non c'è nessun segreto da proteggere. La tortura non possiamo disporla, dice quasi ahimè, perché non ci dà garanzia dell'attendibilità dei risultati e perché infligge delle sofferenze. Ma se trovassimo un metodo che porta l'imputato a confessare senza recargli dolore e che a contempo ci dia la sicurezza che la confessione è attendibile, allora bisognerebbe farci ricorso. E questo ovviamente è una prospettiva inaccettabile, perché conculca la dignità morale e l'autonomia della persona di fronte allo Stato. E sapete, in Francia c'è una rivista che nasce in ambito cattolico, il personalismo, che è la rivista Esprit, su scrive Mounier e Maritain, e non appena escono le lezioni sul processo penale di Carnelutti in cui è esposta questa teoria, i francesi rispondono subito dicendo: guardate questo degno compatriota di Beccaria cosa si è spinto a sostenere. Seconda applicazione sempre aberrante del principio, il giudicato. Se la pena è una medicina, per Carnelutti in ambito penale non deve esistere il giudicato, perché dobbiamo guarire la persona che è malata e quindi ha commesso un reato. E quindi tutto è aperto a possibili sviluppi. Anche questa è una prospettiva chiaramente non percorribile, perché pensate quali tensioni si svilupperebbero nella società se uno fosse in eterno sotto la spada di Damocle della giustizia penale, che in parte ci stiamo arrivando con questa improcedibilità al posto della prescrizione. Ecco, ma il principio comunque
almeno continua a essere quello che esiste la cosa giudicata formale, esiste un divieto di un secondo giudizio. E si arriva poi al terzo campione del processo accusatorio. Questa volta non siamo più nel nord-est, piove di sacco per Lucchini, Udine per Carnelutti, e c'è Cordero che è cuneese. Cordero sviluppa le idee di Carnelutti in maniera conseguenziale. La stessa teoria delle prove viene da quel formidabile librettino scritto in poco tempo sulla prova civile da Carnelutti. Sono molto rari i casi di libri importanti scritti in poco tempo. Adesso con questo folle sistema dell'abilitazione universitaria siamo sommersi da libri scritti in poco tempo, però pochissimi passeranno alla storia. Io di libri scritti così mi ricordo solo il contributo alla sentenza istruttoria di Pietro Nuvolone, di nuovo un libro che ha scritto d'estate quando non sapeva che fare, ed è un libro fondamentale nella materia. 3 mesi non aveva bisogno di scrivere, aveva un'idea e voleva esporla. Ecco. Quindi, e ci sono queste persone che in effetti hanno una marcia in più rispetto agli altri. Dicevo, Cordero, quando elabora la sua teoria delle prove, specie con riferimento alla distinzione tra prova dichiarativa e prova prova indiziaria, prova critico-indiziaria, attinge a pieni mani dalla prova civile di Carnelutti. E Cordero è la persona alla quale dobbiamo l'attuale codice di procedura penale, che poi non ha avuto vita facile, ma questo è tutt'altro discorso. Terzo e ultimo punto. Cosa direbbe Carnelutti a fronte della situazione attuale? Ho visto dal nostro angolo visuale, appunto, purtroppo non abbiamo un Francesco Carnelutti ai giorni nostri. Vedete, tutto il settore della giustizia e anche quello della giustizia penale, che per certi versi era rimasto un ambito maggiormente protetto, maggiormente riparato rispetto al processo civile, a quello amministrativo, a quello tributario, ormai sono dominati da un'ansia efficientistica. Bisogna fare in fretta. Nel concreto questo sta accadendo anche perché l'Europa ha subordinato l'erogazione dei fondi, quelli che noi chiamiamo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, al fatto che vengano fortemente compressi i tempi di trattazione dei procedimenti civili e di quelli penali. Capisco in ambito civile perché c'è un problema di concorrenza e di attrattività degli investimenti. Sono un pochino più scettico sul fatto che l'Europa ci debba dire a noi in Italia quanto debba durare un processo penale, perché in fondo, insomma, se a noi va bene in un certo modo, l'Europa non dovrebbe interessare. Ma al di là di questo, noi vediamo tutti i giorni che pubblici ministeri e giudici hanno paura delle statistiche, hanno paura di restare indietro e che qualcuno possa muovergli un rimprovero. E proviamo ad andare a vedere Carnelutti cosa diceva. E Carnelutti dice che la durata del processo penale non può essere breve, perché, come ci insegnano i contadini, il frutto ha bisogno di tempo per maturare. Ci dice anche che lo slogan giustizia rapida e sicura contiene in sé una contraddizione, perché se la giustizia è rapida non è sicura, se è sicura non è rapida. E poi è cambiato il mondo rispetto a Carnelutti. Io temo che i nostri giudici non starebbero a sentire neppure Carnelutti. Io ho visto in Cassazione importanti studiosi del diritto penale sostanziale al quale è stata tolta sostanzialmente la parola dal Presidente, dicendo, avvocato, abbiamo capito, siamo a posto così.
ma parlo appunto di un collega siciliano che ha portato il diritto penale europeo in Italia, ecco, gli studi del diritto, quindi non l'ultimo arrivato. Quindi chissà anche un Carnelutti che spazio potrebbe trovare. Ai tempi di Carnelutti c'era ancora una certa solennità. Ormai larga parte della giustizia anche penale si amministra nelle stanze dei giudici. Si patteggia, si celebra il giudizio abbreviato, senza alcuna sacralità, senza alcun rito, come se fosse un qualsiasi momento della vita quotidiana. La spettacolarizzazione del processo penale ha raggiunto dei livelli che probabilmente Carnelutti neanche poteva immaginare, pur essendo stato lui una persona da prima pagina, da rotocalchi. Se prendete qualche collezione di epoca degli anni 50 e 60 c'è spesso la foto di Carnelutti mentre entra o esce da un'aula di udienza di questi processi importanti, ma adesso è molto peggio. Ce ne accorgiamo anche con quest'ultimo caso di Giulia Cecchettin, ecco. Terza caratteristica che di nuovo, insomma, desterebbe scandalo, secondo me, in Carnelutti, l'indifferenza per l'uomo, per la persona umana che sta al centro di tutto il pensiero di Carnelutti. Carnelutti dice sempre: noi qua ragioniamo di contratti, ragioniamo di reati, ma dovremmo sempre pensare che il contratto sono due persone che entrano in rapporto per una relazione commerciale. Il reato, c'è un autore di un reato. Ecco, ormai mi sembra che l'esperienza quotidiana ci faccia sempre toccare con mano che non c'è né tempo né voglia per conoscere la persona che si sta giudicando. Le misure cautelari, i pubblici ministeri chiedono e ottengono una custodia cautelare in carcere di una persona che non ha mai visto. Forse non possono fare altrimenti, però se ci riflettiamo un attimo c'è qualcosa di profondamente ingiusto. Insomma, la libertà personale è il bene più grande che abbiamo, è un organo dello Stato sulle carte, guardando, così senza farsi un'idea di chi ha davanti, decide. Lo stesso vale per tutte queste vie di uscita dal processo che vengono offerte. Noi abbiamo questo andamento un po' schizofrenico. Per un verso il legislatore continua a introdurre figure di reato, e di ieri il decreto Caivano, ma ancora prima le lesioni all'omicidio nautico, insomma adesso sono talmente tante che magari mi scappa anche qualche esempio e sarebbe ancora più significativo. Per altro verso, a chi risulta trasgressore di queste norme incriminatrici si dice: sì, ma non preoccuparti, perché non necessariamente celebriamo un processo per questi reati, e c'è la messa alla prova, e c'è la particolare tenuità del fatto, e comunque non, salvo colpi di sfortuna, non entrerai nel circuito carcerario. Un sistema folle. Si vuol dire, le linee guida dovrebbero essere quelle di pochi fatti che costituiscono reato, ma di indiscussa gravità. Celebriamo un processo con tutte le garanzie, eseguiamo la pena. Non tutto è reato, ma e poi si vedrà, e poi ti diamo la via d'uscita. Questo penso che a Carnelutti non sarebbe piaciuto. Ultima cosa, questo è un mio pallino, e poi concludo con due osservazioni brevissime. Come forse saprete, di fronte alle corti d'appello e alla Corte di Cassazione, l'udienza
è ormai pubblica soltanto se una delle parti ne fa richiesta, il che vuol dire che quando la parte rimane inerte l'udienza non si celebra neanche, il giudice incamera il fascicolo e decide. Questo è un lascito del Covid, un lascito dell'emergenza sanitaria, una misura che si poteva giustificare appunto quando c'era un problema di contagio, adesso non ha più alcun senso, specie con riguardo al giudizio d'appello, perché la pubblicità serve anche a cercare di ridurre il rischio che nel giudizio avvengano cose strane. E in appello c'è tanto margine per commettere porcherie di quello che esiste nel giudizio di primo grado. Quindi io non riesco a trovare una sola ragione che giustifichi la mancanza di pubblicità. Se poi adottiamo una prospettiva più generale, più civica, se io sono cittadino e vivo a Udine e c'è un giudizio sul peculato di un amministratore pubblico, penso di avere il diritto ad assistere al giudizio d'appello e vedere se è giusto che quel mio amministratore sia condannato o assolto. E questo giudizio è negato dalla legislazione vigente. E penso che anche su questo, insomma, Carnelutti, che era un cultore dell'argomentazione, avrebbe qualcosa da dire. E concludo con con una brevissima notazione e una chiusura alla Carnelutti. La notazione è di taglio pratico. Tra non molto avremo di nuovo una ricorrenza. Carnelutti muore nel 65, abbiamo il 2025. E Carnelutti è nato nel 1879, un pochino più lontano, ma non troppo, arriva il 2029. E se vogliamo organizzare un incontro di più ampio respiro, c'è tempo appunto per darsi da fare e fare una bella cosa. Mi sembra ci sia ancora almeno un ambito che bisognerebbe trattare ulteriore rispetto al processo civile e al processo penale, ed è il diritto del lavoro, perché il contributo al diritto sindacale, corporativo, del lavoro di infortunio in itinere, ecco, tutte queste cose alle quali si occupò Carnelutti sono l'altro grande settore che occorre esplorare, pur con tutte le difficoltà. Un importante filosofo del diritto che si occupò di Carnelutti fece fatica anche solo a fare un indice di tutti gli scritti di Carnelutti. Dice, io ho fatto questo, ma sì, dice, lo do al pubblico giudizio, magari qualcuno riesce a infoltirlo con dei scritti che mi sono sfuggiti. Lo stesso Carnelutti diceva, ho scritto tanti libri, forse troppi. Aveva la penna molto, molto facile. E quanto alla chiusura, io in queste corrispondenza, sia pubblicata, sia diciamo inedita, di Carnelutti, ho trovato molte volte scritta una formula di questo tipo, dice, anche se non ho la benché minima autorità, vi benedico tutti. Ecco, mi sembra un bel modo per chiudere un incontro dedicato a questo. Ringrazio il professor Scella, che anche lui è riuscito a collegare l'illustrazione del maestro con tanti temi e tanti spunti di attualità. E tra l'altro nell'intento di relativizzare la frivolinità di Carnelutti ci ha dato invece delle splendide pennellate su Manzini, su Bettiol. Bettiol l'ha fatta Gorizia al liceo, va un passo in più rispetto a Carnelutti. Noi vediamo in una prospettiva regionale la nostra ricerca, e quindi questo mi è sembrato molto interessante, mi ha fatto molto piacere e lo ringrazio. Passiamo quindi alla terza relazione, quella della dottoressa Luana De Francisco,
che giustifica e legittima la compartecipazione dell'ordine anche dei giornalisti e i crediti formativi dei giornalisti. Luana De Francisco, cronaca giudiziaria del Messaggero Veneto, anche scrittrice, Mafia Nord-Est, Crimini a Nord-Est, è la sua materia. Tra l'altro è nell'organo di disciplina anche dei giornalisti. Lo sforzo che è chiamata a fare non è cosa da poco, perché deve cercare di declinare i temi, gli argomenti che abbiamo sentito in una prospettiva che possa avere qualche rilievo e qualche interesse anche per le problematiche deontologiche dei giornalisti. Vediamo che cosa ha fatto, ma approcciamoci con comprensione per lo sforzo di ragionamento. Grazie. Beh, Avvocato, grazie innanzitutto proprio per la comprensione. Allora, io in realtà comincio con ringraziare i professori Giacomelli e Scella proprio per la preziosissima lezione che mi e ci avete dato, a noi giornalisti e giornalisti presenti, perché questa poi peraltro è la ragione per la quale questa non è né la prima né ritengo l'ultima delle occasioni che ci vede collaborare con l'Unione Giuristi Cattolici, proprio perché crediamo molto come ordine nella possibilità di intrecciare, no? E di confrontare le competenze e le esperienze delle rispettive professioni, quindi questo penso che di interpretare anche il pensiero del mio presidente Cristiano Degano, che a sua volta era impegnato altrove, purtroppo si è impegnato all'ultimo momento. Va da sé quindi come non potessi, certo sapevo di non poter aggiungere null'altro rispetto a quello che già è stato detto per quanto riguarda il ritratto professionale e anche umano che è già stato tracciato. E la mia, più che una relazione, no, voleva essere, Avvocato, un invito a una serie di riflessioni su alcune questioni che sono in qualche modo emerse e che si ripropongono con estrema attualità, che traggono spunto proprio dalla vita e dal pensiero del maestro Carnelutti, e che si ripropongono nelle dinamiche con un'estrema attualità, dicevo, delle nostre rispettive professioni. E a questo proposito, poi sorprendentemente con l'Avvocato Leoncini l'altro ieri sentendoci, anzi ieri abbiamo scoperto di avere conservato entrambi un articolo molto interessante risalente addirittura al 2018, ma non è stata una googolata, nel senso ho messo il nome di Carnelutti, ho trovato adesso questo articolo, e ce l'avevo appunto dal 2018 quando, occupandomi di cronaca giudiziaria, scorsi questa paginata firma del dottor Carlo Nordio. Era il 2018, era già andato in pensione, evidentemente non immaginava neanche nemmeno di diventare poi il ministro. E ho deciso di partire da lì per la prima, cioè da questa pennellata che lui diede di Carnelutti, per il primo spunto, perché ho cercato questo aggancio tra avvocati, avvocatura e giornalismo, visto che qui sono queste le categorie maggiormente rappresentate. E allora vi leggo un passaggio dell'articolo che scrisse Nordio. Dice, parlando di Carnelutti: fu il primo a definire il processo non solo come strumento di verifica per irrogare o meno una pena, ma come pena in se stessa, perché l'imputato, comunque vada a finire, deve sopportare una tale serie di lungaggini, angosce, pregiudizi e spese da uscirne annichilito, anche in caso di proscioglimento. Per questo, dice Nordio, definì ogni sentenza di assoluzione la confessione di un errore giudiziario. E allora quello che mi ha sorpreso scorrendo questo articolo è come appunto, professor Scella, il professor Carnelutti all'epoca non citò tra gli elementi diciamo, penalizzanti dell'affrontare un processo penale è proprio l'esposizione mediatica. E proprio per questo quel peso vorrei sottolinearlo io, partendo dalla considerazione che noi giornalisti sappiamo benissimo
quale sia, anzi che una delle prime preoccupazioni di colui che sta affrontando un'indagine, sta facendo un processo o è stato condannato, sia proprio quella di finire sul giornale. Però perché questa riflessione? Perché vorrei condividere con voi un convincimento che mi sono fatta in tanti anni di cronaca giudiziaria e di rapporto non diretto, spesso indiretto con gli imputati, indagati imputati, attraverso il rapporto invece diretto soprattutto con gli avvocati. E io devo dire che la verità sta un po' nel mezzo rispetto a questa preoccupazione, perché è verissimo che, ed è comprensibile, che il primo pensiero sia un problema reputazionale. Lo diciamo sempre, no, nei nostri corsi di formazione, specie se sono deontologici, che noi sappiamo benissimo di avere nelle nostre mani la reputazione delle persone del nome e cognome di cui scriviamo sul giornale. Un po' come i giudici, i PM e i giudici hanno nelle loro mani la libertà delle persone, si diceva adesso alla fine. Però è anche vero che per quanto assurdo possa sembrare, io ho avuto la sensazione che la persona che il giorno prima ha tanta paura di finire sul giornale, quando il giorno dopo lo legge, se quell'articolo è scritto con tutti i crismi della correttezza, vive una sorta di effetto conciliativo, nel senso che, e l'ho provato perché mi è stato raccontato, se il giornalista fa il suo lavoro, e cioè cerca l'avvocato, se non è in aula e quindi non ha assistito alla ringa, cerca l'avvocato e insiste perché gli vengono raccontate le tesi difensive, gli argomenti difensivi del proprio assistito, il fatto stesso che per la persona il giorno dopo di aprire il giornale e leggere anche la sua rappresentazione dei fatti diventa quasi, come dicevo, una sorta di ristoro rispetto a quello che ha patito. E lo dico proprio con cognizione di causa. Ma questo è un risultato a cui si arriva soltanto se c'è quella che vado sempre predicando ai vari incontri, specie con l'ordine degli avvocati, ma anche con i magistrati, e se c'è collaborazione tra la funzione cioè la nostra funzione informativa e la funzione difensiva. E cioè, è un dovere, no? È un dovere che devono assolvere entrambi. Un giornalista che fa cronaca giudiziaria ha un po' più di difficoltà il giornalista che fa cronaca nera, perché siamo in una fase ancora troppo prematura del procedimento. Ma un giornalista che fa cronaca giudiziaria non può non chiamare l'avvocato. Come dicevo, nel caso in cui non dovesse essere in aula in quel momento o il processo fosse un processo a porte chiuse perché è in camera di consiglio, ha l'obbligo, al dovere di cercare l'avvocato per chiedere quale sia l'altra campana, quale sia la verità dell'imputato. L'avvocato a sua volta, cioè gli avvocati, quelli che non collaborano, sbagliano assai, e soprattutto quando ti liquidano parlando di processo mediatico, perché non è quello, cioè non c'entra niente, non è quello il processo mediatico, è un'altra cosa il processo mediatico. E giustamente lo ha evocato il professor Scella perché esiste. E si chiama diritto di cronaca, si chiama diritto di cronaca che è tutelato dalla Costituzione all'articolo 21, quindi non curi l'interesse del tuo avvocato, non curi l'interesse del tuo assistito nel momento in cui non ti predisponi a rispondere, a parlare con la stampa. Poi è chiaro che viene spesso accampato il discorso della riservatezza, ma la riservatezza, lo sanno soprattutto i penalisti con cui abbiamo a che fare più o meno quotidianamente, lo sanno meno chiaramente i civilisti, la riservatezza viene meno di fronte all'interesse pubblico di una notizia. Poi sta al giornalista che, ma poi ci arrivo perché mi ha dato uno spunto il professor Scella, il giornalista di oggi, sta il giornalista, che è un giornalista che appunto ha dei paletti deontologici, e filtrare tutto quello che è necessario e riportare la notizia
nei termini della continenza, e quindi restituire una narrazione assolutamente corretta, coerente, ma continente. Torno all'articolo di Nordio. Allora, a un certo punto, sempre parlando da un altro spunto, sempre parlando di Carnelutti, dice che Carnelutti scrisse: in carenza di prove, il processo non sarebbe nemmeno dovuto iniziare, risparmiando al malcapitato il relativo calvario. E allora qui un altro elemento che ci lega, no? C'è un ponte sempre tra la cronaca giudiziaria e le aule di giustizia e gli studi degli avvocati. Detto che a guidare le nostre scelte sono sempre criteri di notiziabilità. Quanti sono i processi, cioè adesso sempre meno, ma insomma a ruolo quanti sono i processi che si contano nelle 3-4 aule del monocratico del Tribunale di Udine, sommati con quelli del GUP, dell'Ufficio del Giudice dell'Udienza Preliminare, tantissimi. Ovviamente noi ogni giorno operiamo una selezione. Allora, vero è che ci sono, dicevo, questi criteri di notiziabilità, però è anche vero che l'esperienza e il buonsenso di chi lavora sul territorio e di chi frequenta le aule, di chi ha chiara l'importanza della dignità anche della persona, nella scelta delle notizie a un certo punto subentra anche un certo grado di discrezionalità che deriva proprio come dicevo, dall'esperienza. Faccio un esempio mi richiamo a una conferenza a cui ho partecipato qualche giorno fa, a cui era presente anche tra i relatori l'avvocato Conte, presidente della Camera Penale friulana. E a un certo punto si parlava di fake news anche in ambito giudiziario e giustamente l'avvocato Conte ha portato dei dati relativi all'esito dei procedimenti giudiziari, soprattutto in campo penale. Ed è sorprendente, adesso non mi sono ricopiata i numeri, comunque sono numeri che evidenziano quanto alta sia la percentuale e delle archiviazioni, ma soprattutto poi delle assoluzioni. E allora questo fa riflettere anche come cittadino, no? E allora chiaramente è anche un segnale positivo del nostro sistema giudiziario. E allora il giornalista che fa cronaca giudiziaria, ma anche quello che fa cronaca nera, di fronte a una situazione del genere, che è una situazione che si evidenzia quotidianamente, cosa fa? Dice: se questo è il trend, se questa è la piega, io devo stare attento a mia volta, cioè devo smussare gli angoli, devo, come devo dire, imparare a dosare anche l'effetto, la portata con cui io riferisco le notizie, quello che sempre più si sta facendo, non per effetto della presunzione di innocenza, non per effetto degli ultimi provvedimenti che hanno, devo dire, reso ancora più difficile il lavoro, ma proprio per una questione di buonsenso. Perché poi quando è vero che sì, vengono strombazzate e ci sono delle operazioni di polizia che effettivamente richiedono una eco mediatica abbastanza sonora, come dire, quando ci sono delle operazioni con tanti arresti, con tante misure cautelari, con tanti sequestri, con tante cose, la stampa non può non dare risalto a questo. Però l'invito, almeno di chi lavora sul campo, di chi come noi si misura quotidianamente con gli interlocutori che stanno dall'altra parte, l'invito è quello sempre di usare prudenza. Anche, voglio dire, anche nelle operazioni che potrebbero sembrare anche più distanti dal nostro vivere quotidiano, come quelle sugli arresti, sul narcotraffico, oppure la super inchiesta che disarciona una giunta comunale o fa tremare i polsi a una casa, il sistema delle case di riposo, dell'assistenza, piano,
piano sempre, ed è quello che cerchiamo di fare, anche se purtroppo evidentemente non sempre questa è la percezione che c'è all'esterno. Ma questo lo dico anche perché poi nel momento in cui si arriva al momento delle sentenze, delle assoluzioni, dei proscioglimenti, detto che ci sono anche quelli ai quali si arriva per prescrizione o per mancanza della prova, eccetera, l'imbarazzo investe noi per primi, cioè noi stessi, che almeno in chiave locale cerchiamo di dare altrettanto risalto, tanto quanto è stato fatto insomma, in fase di indagini preliminari. Terzo e ultimo pezzettino spaccato che ho tratto da quell'articolo parla di ciò ciò cui accennava il professor Scella. Dice questo qui lo dice. Dice Nordio, fu spietato, Carnelutti fu spietato contro la dissennata proliferazione normativa. In Italia, scrisse Carnelutti, sono in vigore circa 200.000 leggi, per fortuna temperate da una generale inosservanza. E questo è un pensiero, un ragionamento che abbiamo fatto anche l'altra mattina a quell'altro festival, ed è un po' quello, mi riaggancio a quello che diceva per l'appunto il professor Scella. Io spesso anche uso questo termine della schizofrenia, perché una riflessione, perché ci misuriamo, io credo tutti, addetti ai lavori e opinione pubblica, ci misuriamo quotidianamente con una certa confusione, no? Siamo un po' disorientati, penso ai processi, penso a un processo per omicidio come quello che che è ancora in corso, che riguarda un omicidio avvenuto e risolto ancora a Udine, a Manzano, imputato, condannato in primo grado, quindi ritenuto responsabile, ritenuto essere colui che ha premuto il grilletto contro l'ex compagna, 16 anni di reclusione. L'appello ancora si faceva in presenza, senza bisogno di appello, corte d'assise d'appello, e annulla tutto e assolve. Cassazione, a seguito dell'impugnazione della Procura Generale, Cassazione riapre i giochi e adesso è in corso l'appello bis, la corte d'assise d'appello bis. E la gente in questo modo non ci capisce più niente, noi non ci capiamo più niente e si perde anche fiducia. C'è un progressivo scollamento, no? Anche verso le istituzioni, perché è una cosa pubblica, no? La giustizia. E questo mi veniva in mente prima, quando parlava sempre il professor Scella a questo proposito, questo si avverte anche proprio negli stessi magistrati. Mi diceva un giudice qualche settimana fa, qualche giorno fa anzi, diceva doveva affrontare un procedimento per maltrattamenti in famiglia. Il figlio che prende bastonate alla madre. Lo stesso personaggio, lo stesso ragazzo di una certa età, quarantenne, lo stesso ragazzo però era già stato giudicato l'anno precedente ed era stato condannato a 10 mesi, un anno, non lo so, ma più o meno quello, pena sospesa. Poi torna a casa, o meglio, resta a casa perché questo non comporta alcun tipo di sanzione in carcere e ricomincia, perché le cose certo non si risolvono perché sei stato condannato. Ricomincia, la mamma, i genitori chiamano le forze dell'ordine, il ragazzo viene messo in carcere in custodia cautelare. La giudice mi raccontava della sua estrema difficoltà a gestire questo caso. Da quale punto di vista? Dice, se io lo giudico subito, oggi potrei chiudere il processo, ma se lo giudico subito lo condanno e poi esce, cioè in qualche modo finisce il periodo della misura cautelare. Allora mi studio l'espediente, quantomeno di un rinvio di qualche giorno, qualche mese, per la discussione, per consentire al ragazzo di stare ancora in carcere e per consentire alla
la famiglia di vivere bene. Insomma, dice, non lo risolverò io questo problema, e quindi viveva questo disagio umano anche, devo dire. Ma perché? Perché non si sentiva, come devo dire, rafforzata, cioè non sentiva la giustizia sufficientemente forte per... Questa che è un po' la cosa anche che vive, in cui si dibattono un po' tutti, soprattutto nei problemi del codice rosso. Ora, non compete a me ovviamente, lo dicevano i professori, questa semmai è una cosa che dovrebbe essere discussa dal legislatore con gli addetti ai lavori, confrontandosi con gli addetti ai lavori e non rispondendo alla pancia, agli input che arrivano dal territorio e che mal consiglierebbero. E noi invece, ecco, questo sì che mi compete, noi invece, questo dimostra quanto invece l'importanza dell'informazione e della formazione si riveli decisiva, o in qualche modo cerchi di rendersi utile anche in questo campo. E noi cerchiamo abbiamo gli strumenti per farlo, e cerchiamo di dare degli elementi di interpretazione alla popolazione. Esempio pratico, un altro omicidio che assomiglia tanto a quello di Giulia e Filippo di questi giorni, no? Che abbiamo conosciuto e vissuto noi in Friuli qualche anno fa. Il ragazzo, l'indagato, era ancora indagato, si consegna e viene messo in misura di custodia cautelare in carcere. I difensori cosa fanno? I difensori vanno al riesame, ci provano, evidentemente neanche scommettendo sulla possibilità di ottenere una misura più lieve, meno afflittiva del carcere, e invece sorprendentemente, o non tanto sorprendentemente, il riesame concesse a questo ragazzo i domiciliari con l'uso del braccialetto elettronico. Se ricordate, ci fu una sollevazione popolare che investì tutto il paese. Addirittura si pensò di andare a fare il picchetto a Roma, se non ricordo male, per chiedere che questa legge, per chiedere un provvedimento, sempre spinti dalla pancia, no? Un provvedimento che potesse riportare lui in carcere ed evitare che un domani una situazione del genere potesse ripetersi. E il giornalista a questo punto che fa? Certo, non può ignorare il moti popolari, e quindi deve dare ampio spazio a tutte le fiaccolate del mondo, ma deve anche cercare di ottenere quell'ordinanza che ha consentito una cosa del genere per spiegarla e raccontarla alla popolazione. Per dire, ragazzi, attenzione, se la legge è questa, se la legge lo consente, evidentemente non è colpa del giudice che ha deciso in tal senso, e insomma, dare il modo quantomeno di riuscire a interpretare una cosa, per quanto anche assurda e paradossale possa sembrare. Quindi l'importanza, ripeto, dell'informazione, purché sia corretta e coerente. E l'ultimo cenno era appunto uno stimolo che mi arrivava dal professor Scella. Dunque è vero, rispetto ai tempi di Carnelutti, anzi rispetto forse a qualche anno fa, soltanto qualche anno fa, c'è meno cronaca giudiziaria. E la spiegazione che mi do io, che ci lavoro da dentro, che la vedo dal di dentro, e che posso invece dire, che sostenere che c'è meno giudiziaria ma c'è più cronaca nera, e i fatti di Giulia e Filippo lo stanno dimostrando. Anche questo risponde a quello che lei ha definito ansia efficientistica, nel senso che per fare cronaca giudiziaria servono risorse, cioè ci serve un giornalista dedicato, che si assenta dalla redazione per intere mezze o tre quarti di giornata, e che non necessariamente tornerà in redazione con 1, 2, 3 notizie, può arrivare anche a mani vuote. Le pagine sono sempre quelle, non c'è tempo, e questo è un problema di risorse, e poi c'è un problema di tempi. Ormai la giudiziaria va spiegata, la giudiziaria non puoi prendere la sentenza senza sapere se per esempio un'assoluzione, ieri è stato assolto un
un automobilista che era accusato di omicidio stradale. Se tu scrivi assolto punto e non spieghi per quale motivo è stato assolto, non fai bene il tuo lavoro, anzi generi una reazione. Quindi il tempo è nemico anche di una cattiva, di una buona informazione. E ecco perché l'ansia dell'efficienza a tutti i costi, tanto più in questi tempi in cui a dettare i tempi è il web, non più la carta stampata. Spettacolarizzazione invece, dicevo, in realtà ci sono paletti che sono dettati dalla deontologia che io rappresento in quanto componente del Consiglio di disciplina, e purtroppo, devo dire, io stessa vedo diverse aberrazioni anche sul nostro territorio, aberrazioni giornalistiche, anche sul nostro territorio. Noi non possiamo avviare d'ufficio per regolamento un procedimento. Il problema è che non ci arrivano segnalazioni, ma neanche dai diretti interessati, neanche dalle persone che hanno subito in qualche modo un abuso, chiamiamolo così, perché comunque il soggetto è comunque sempre un soggetto con una propria dignità. Quindi il primo problema è questo, mancano le segnalazioni, e quindi io invito sempre, e purtroppo i colleghi poi si fanno un po' di scrupoli, no? Perché significa denunciare un altro collega e quindi magari nuocere, pregiudicare un rapporto tra colleghi. Non sono invece d'accordo sul fatto che ci sia più spettacolarizzazione adesso rispetto a in passato. Parliamo di Carnelutti e mi è venuta in mente la figura di Dino Buzzati, grandissimo scrittore, grandissimo, celeberrimo, nel senso che è stato celebrato come giornalista, nasce come giornalista. Io ho partecipato a un convegno un anno fa che rievocava, mi pare, i 100 anni da non so cosa, la morte, ritengo, e in quel convegno furono portate tantissime carte, articoli, furono letti stralci di articoli che aveva scritto andando sul luogo del delitto, da mettersi le mani nei capelli, cioè c'erano descrizioni che non portavano alcun tipo di rispetto neanche nei confronti dei minori. E per farvi sorridere concludo, perché con dei titoli che lo stesso Messaggero diede tanti anni fa, siamo nel 1951, rispetto a 3 fatti di cronaca, non sono di giudiziaria. E me li sono fotografati poco fa perché ieri abbiamo tirato fuori dall'archivio questo volume che ci serviva del 1951, e un collega poi ci ha fatto un post, ha fotografato, ma semplicemente sfogliando 2 o 3 pagine a caso, ha fotografato questi titoli. Allora, uno dice: sul cadavere del motociclista sono passate altre macchine. Oggi, se noi scrivessimo una cosa del genere, finiremmo dritti davanti a un consiglio di disciplina, perché sono cose che feriscono in qualche modo la sensibilità del lettore. Fa lo Gnorri, il farmacista che ha vinto 15 milioni. Vabbè, questo è da ridere, però insomma, fa lo Gnorri. E poi, a 62 anni suonati, ancora arzilla la Torre Eiffel. Non è una signora, insomma, la Torre Eiffel, ma questo per dire, insomma, che passi in avanti, devo dire, per affinarci anche da un punto di vista lessicale, della scelta lessicale, sono stati fatti. Chiudo dicendo, insomma, che la cronaca giudiziaria è indubbiamente uno dei pilastri dell'informazione, anche la bestia nera delle redazioni, perché nessuno vuole fare cronaca giudiziaria, beata l'ora che c'è una persona che la fa e non si lamenta. Perché questo? Perché è un ricettacolo di impicci di problemi, anche giudiziari, se vogliamo, di rischi anche giudiziari, senza però, evidentemente saremmo tutti un po' più poveri, perché non si saprebbero un sacco di cose. Ha fatto un esempio prima, la Corte d'Appello, certo, può entrare una persona, ma la persona non andrà mai a seguirsi un processo, deve poter entrare il giornalista per riferirlo. In questo senso, allora,
visto che questo è un incontro che vede due professionalità, quelle dei giornalisti e quello degli avvocati, e l'impegno, l'invito, sempre l'appello mio è quello di cercare di collaborare per contemperare al meglio il diritto alla cronaca, una cronaca corretta ovviamente e libera, e quello della difesa. Per cosa? Per fare il bene della collettività, insomma, per offrire un servizio quanto più corretto possibile alla nostra collettività. Grazie. Grazie a Luana De Francisco, mi sembra che è stato svolto egregiamente il compito difficile di collegare alla deontologia dei giornalisti le tematiche di oggi, e credo che possiamo dire a Cristiano Degano che il compito è stato svolto con ampia soddisfazione. Allora, rispetto ai tempi, anche collegati ai crediti, che ci danno ancora fino alle 19 di teorica durata, c'è lo spazio per le tradizionali domande che possono essere rivolte, sempre con preghiera di fare delle domande, non delle interventi o delle controrelazioni, possibilmente precisando a chi viene rivolta la domanda. No, ho sentito troppe leggi. C'è anche a disposizione il microfono. Nicolina Pirti diceva che si tratta di un nichilismo giuridico che fa parte della spettacolarizzazione che evidentemente c'è in rapporto a una quantità di leggi che sono tantissime e naturalmente se erano 200.000 adesso saranno 600.000. Carnelutti l'aveva colto. Carnelutti, bello quello slogan, carne per lui e lutti per tutti, ma non sempre. È evidente che se anche un discepolo lo disconosceva, qualche cosa non va, ma erano i tempi. E poi lui sceglieva da chi farsi pagare moltissimo e da chi non farsi pagare niente. 3 processi. Uno è quello della Montesi. I più anziani se lo ricorderanno, siccome probabilmente il più vecchio sono io, lo riassumo in 2 secondi. Si trattava di una ragazza, una donna, che prima della guerra la madre voleva che avesse successo e si era inserito in un giretto un po' particolare. C'era un marchese più o meno ricco, più o meno vizioso, e viene trovata morta vicino alla casa di questo marchese che condivideva le sue amene serate di passatempo con Piccioni. Piccioni era un grande musicista, ma aveva il torto o il pregio di essere figlio dell'avvocato Piccioni, che era l'erede scelto da De Gasperi. Naturalmente in quel caso bisognava dimostrare che fosse innocente o meno. Poi Piccioni a Venezia, in un famoso processo, fu assolto perché Alida Valli, che era considerata un amante degli uomini del regime, tutte queste cose, praticamente disse no, stava con me quella serata, quindi era innocente. Il processo era una specie di porcheria, anche perché qualcheduno, Fanfani, adoperò un colonnello dell'Arma per dimostrare che invece Piccioni era colpevole. Naturalmente così facendo usciva fuori Piccioni e poi lui è stato l'erede di De Gasperi, un grand'uomo Fanfani. Scriveva con Moro erano corporativisti, ma come tanti, soltanto che loro avevano il coraggio di farlo, di Bottai, e quindi erano praticamente seguaci di una certa cultura. Ma poi questi hanno salvato l'Italia, quindi
c'è poco da fare battute o polemiche. Lui andò a difendere l'avvocato, poi noi ci domandiamo per quale motivo non lo potevano vedere, andò a difendere l'avvocato Gallo che insieme alla moglie era del Partito Comunista, voleva dimostrare che Piccioni era colpevole per dimostrare che i democristiani sono tutti corrotti. E lui, per quasi niente, difese questo avvocato del Partito Comunista, che invece fu trovato insieme alla moglie che andava a una casa di appuntamenti per fare dei tessetti. C'è stato tutto, no? E quindi, sì, come diceva Tacito, Svedovio, le donne e mezzo, eccetera. E naturalmente lui difese questo, ma questo era il Partito Comunista. Poi non si fece dare una lira quando andò a difendere Dolci giù in Sicilia, Danilo Dolci, che era un mistico, diciamo così, diciamo fiducioso, il quale però in effetti dopo il terremoto, si dice del Belice, non del Belice, aveva fatto degli interventi, era stato pure con Don Zeno qua, che era una comunità tutta strana, i figli di tutti, i figli di nessuno, poi fu chiusa, eccetera. Però questo processo ci andò Gassman, ci andò Pasolini, ci andarono Moravia, lui lo difese gratuitamente. Quindi è evidente che si sceglieva i clienti facendoli pagare moltissimo. Per esempio, per quanto riguardava lo snobrato di Collegno, il padre di lei, che era ricchissimo, praticamente questo è diventato povero. Sì, ma la domanda qual è? La domanda è questa, se mi consentite. Si diceva che bisogna andare con calma. La domanda è per questo che non aveva seguaci o anche perché fondamentalmente in apparenza c'è un contrasto tra la sua elaborazione teorica e la sua elaborazione pratica, ma c'è veramente questo contrasto? Si parla di diritti naturali e di diritti positivi, ma la legge naturale non è il giusnaturalismo, di cui il giuspositivismo è l'altra faccia. La legge naturale è una cosa cata logos, secondo il logos, legge, perché era cattolico e ha fondato i giusti cattolici. Parla di legge naturale, una cosa diversa. Sì, parla di legge naturale. Ecco perché alla fine a noi sembra stranamente mistico, ma in effetti non è che fosse mistico, e che seguiva una elaborazione teorica perché era uno che studiava molto, che è una cosa fondamentale. Quindi la domanda è quella: era più pratico o era più teorico? Ed è per questo che nessuno l'ha seguito, o invece c'è una coerenza nella sua personalità e nella sua storia, tra questi vari lati? Sì, cerco di rispondere molto brevemente, anche se potete immaginarlo non è per nulla facile. Allora, senza dubbio, Carnelutti, proprio perché ha scritto tantissimo, anche in ambito strettamente giuridico, lasciamo perdere l'altro tipo di produzione, è fondamentale per il suo apporto dottrinale, per il suo apporto teorico. A un certo punto però, nell'Italia degli anni 50 e anni 60, era l'avvocato Carnelutti, e da quello che io ho capito lui si è anche compiaciuto di questo e trovava anche una finalità nobile, dicendo: in quanto avvocato posso aiutare di più le persone che come semplice studioso. E il fatto che non ha avuto seguaci, perché anche nella procedura penale poi c'è una persona ricollegabile in maniera più o meno stretta a Carnelutti, ma poco rispetto all'indiscusso prestigio, all'autorità, secondo me si spiega per il suo modo d'essere, non per le posizioni assunte, perché era una persona abituata a far tutto da solo, in sostanza. Dico appunto, ricordo quell'episodio, Walter Bigiavi, la difesa dell'imprenditore occulto, insomma, un altro fior di studioso, da Bologna se ne va a Venezia a trovarlo
e c'è Carnelutti solo in studio e dice: ah, sei tu, speravo che fosse un cliente. E così gli dice, ecco. E quindi Carnelutti aveva questa mentalità, ed è ovvio che uno non, insomma, quando appena potuto, come all'Orio, dice: me vado a Milano, faccio la mia scuola e mi occupo delle mie cose. E questo è un po' il destino di grandi personalità. Lo stesso Cordero sostanzialmente non ha avuto allievi. Ecco. Ci sono queste persone, d'altra parte però è anche la grande eredità che ci lasciano, perché proprio non essendo inseriti in una scuola, costruiscono dal nulla e ci lasciano delle pagine che tuttora sono significative. Grazie, credo che chiudiamo qui, veramente un complimento caloroso e un ringraziamento ai relatori.